Covid e vacanze estive. Il tampone diventa obbligatorio per chi arriva negli aeroporti veneti dai paesi europei a rischio coronavirus. Ma le persone quest'estate saranno disposte a viaggiare all'estero? Rimango in Italia, nelle nostre montagne. E non si programmano e non si pensano addirittura. Non vado via di casa, sto nel mio paese locale. Non mi va di girare il mondo, sono stanca. Appena andati a fare il preventivo. Di una crociera. Appena fatto un preventivo per una crociera, che ha speranza di poter andare. E quindi quando? Quando si parte? Questa qua a ottobre è una in Sudafrica, a meno se si può andare. No, diciamo che già qui in Italia abbiamo tutto quello che ci serve, soprattutto in Veneto, anche se ci restringessero in zona, diciamo, regionale, abbiamo tutto quello che ci serve, insomma. Io preferisco rimanere locale perché non si sa mai quello che può succedere quando io mi trovo dall'altra parte. Sono già andato all'estero, sono stato 5 giorni in Polonia e non ho avuto problemi né per andare né per tornare. Ho dovuto fare un tampone rapido prima di partire e un tampone rapido prima di tornare.